l'accensione degli impianti termici nelle abitazioni e negli edifici pubblici. Il riscaldamento quindi potrà essere acceso anche nella settimana successiva al 15 aprile fino a mercoledì 24 aprile per un massimo di 7 ore al giorno, comprese tra le 5 e le 23. Problemi locali e regionali sono stati affrontati questa mattina dal Partito Democratico. Sentiamo. Questa è stata una mattina all'insegna della politica nella sede del PD veronese in via Valverde, dove il capogruppo in consiglio comunale, Michele Bertucco, ha puntato il dito contro il filobus, in quanto la giunta leghista ha pensato a difendere i posti auto di via Pisano, ma non ha tenuto in considerazione la volontà dei residenti di via Comacchio per trovare un passaggio alternativo. A questo va aggiunto che il filobus non toccherà la Valpantene e la Vasquarato. E così per il Partito Democratico dovrebbe chiamarsi Penelope in onore della tela mai finita. Nonostante i tanti annunci dell'assessore, il progetto non parte, dovrà tornare in consiglio comunale, ci sono problemi in diverse circoscrizioni, dovrà essere rivisto, quindi i tanti annunci fatti non sono serviti a nulla. A noi sembra che voglia favorire il traffico automobilistico a discapito del trasporto pubblico. Le preoccupazioni del PD toccano anche il mondo del lavoro. A rischio 4.000 artigiani veneti. L'allarme è del vicepresidente del Consiglio regionale Franco Bonfante. Dal 1° agosto gli installatori di apparecchiature che producono energia da fonti rinnovabili come caldaie e pompe di calore dovranno aver superato un corso di formazione comprensivo di prova pratica. Quindi quelli che noi conosciamo, i nostri idraulici eccetera, che non hanno il diploma ma hanno una grande professionalità e una grande esperienza, non potrebbero più fare questi tipi di installazioni. Questa è una cosa che mette in crisi un'intera categoria, una cosa pericolosissima dal punto di vista oggi anche occupazionale, non solo occupazionale, e che va assolutamente rivista. Questo fatto ci è stato segnalato dal consigliere di circoscrizione di Verona. Noi abbiamo, col collega Fasoli, abbiamo predisposto una mozione in cui invitiamo ZAI a intervenire a livello nazionale perché si proceda immediatamente alla modifica della legge. E poi intervenire a livello regionale perché si vada avanti con i corsi di formazione. 6 milioni di persone in Italia soffrono di malattie